Sì, professor Cardini, sono Franz Emanuele della casa editrice Audax. Io ho letto con grande piacere il suo libro La deriva dell'Occidente, mi ha molto colpito, insomma, per la sua lucidità. Quindi vorrei farle solo un paio di domande. Ecco, niente, io ho notato il suo coraggio nel, insomma, additare all'Occidente una sorta di volontà di potenza con la quale si è eletto a promulgatore. Ecco, no, io le chiedevo, cioè questa deriva totalitaria dell'Occidente, come può essere sanata? Bisogna rivolgersi nello stesso Occidente o a Oriente per... In che senso l'aiuta l'aggettivo totalitario? Nel senso, lei dice che l'Occidente si è eretto al legislatore di diritti universali che ha imposto in tutto Sì, il ma mondo. però io uso un'eccezione del termine totalitario che in realtà non è illogica, viste anche le definizioni di totalitarismo, sono state date nel tempo, che sono moltissime. Non è illogica, ma non è comune, perché comunemente per totalitarismi si intendono i sistemi che ordinariamente si definiscono, fra virgolette, dittatoriali e i cui connotati sono in generale partito unico, controllo totale dei media, militarizzazione della società, intolleranza esplicita, giuridicamente formalizzata per qualunque voce in qualche modo dissonante rispetto al potere. Ora in realtà esiste in Europa un totalitarismo nuovo, insomma i politologi o gli scienziati della politica cominciano ad accorgersene. Ho visto cose che vanno da Ivo Diamanti fino a Marco Carpi, quindi in un'area molto ampia di modo di concepire la scienza della politica, le quali sostengono che esiste un totalitarismo liberale liberistico. Io preferirei dire liberistico perché il termine liberale ha un'accezione politico-filosofica un po' più complessa. È vero che questa cosa l'hanno detta da sponde formalmente opposte del pensiero politico, l'hanno detta Noam Chomsky dall'estrema sinistra o quello che passa come tale, e ad Alain de Benoit estrema destra o quello che passa come tale. Io non mi sembra di poter essere d'accordo sul fatto che Chomsky si possa definire di estrema sinistra. È un libertario che sottolinea molto i suoi caratteri libertari, e nemmeno che Alain de Benoit possa essere definito di destra. Ecco, ormai lui stesso lo dice da molti, da decenni addirittura, però il termine totalitarismo si usa scegliendo accuratamente i valori da sottolineare bene. Bene nel senso, si accetta o anche si proclama che il totalitarismo è un sistema a partito unico, si sottolinea che il totalitarismo è un sistema di militarizzazione della società e l'esasperazione di uno stato di polizia. Si parla evidentemente di un rifiuto ufficiale delle voci dissonanti che vengono trattate come fuori legge e non semplicemente come voci di un'opposizione. Però ci si dimentica di sottolineare come invece nella società moderna, o se lei preferisce usare questo aggettivo un po' più scivoloso, postmoderna, vi siano forme di totalitarismo che invece sono apparentemente, se non innocue, almeno apparentemente molto tolleranti e tollerabili. Si preferisce arginare il dissenso, questo è un eufemismo, piuttosto che proibirlo. Si preferisce sottrarre ai eventuali dissenzienti lo spazio pratico per agire in pratica, cioè mettendoli a tacere con mezzi che possono essere anche del tutto formali, come l'impedire loro di avere degli spazi mediatici, il metterli in condizione di non potersi sostenere dal punto di vista socio-economico,
attuare dei sistemi paralleli o diverticolari di dissuasione, magari anche forte, anche potente, anche violenta. In altri termini si dice, senza alcuna prova, che il presidente Putin ha in qualche modo favorito o addirittura ordinato, non so se esplicitamente o implicitamente, l'esecuzione di Navalny. Non si sono portate prove di tutto questo, si è fatto semplicemente riferimento a una voce generale e generalizzata a carattere autocratico del governo di Putin, che non è mai stato nemmeno specificato, perché si ammette che Putin governa con mezzi che sono formalmente democratici, ma si dichiara che sono svuotati dall'interno e che praticamente tutta la vita democratica della Russia diventa una finzione, compreso i giornali dell'opposizione che esistono, i gruppi di opposizione che esistono, ma si dice tutto questo è finzione. Un ragionamento del genere si potrebbe tranquillamente adattare anche al mondo occidentale. Io ho fatto con altri amici e colleghi, naturalmente, ho fatto recentissimamente l'esperienza su due cose, una macroscopica, la guerra che va ancora sotto il nome del tutto strampalato di guerra russo-ucraina, perché ormai è chiaramente una guerra russo-occidentale, dove mass media, partiti politici, organi di governo, eccetera, cioè tutti i governanti, come direbbe Gramsci, si sono schierati da una parte, che è sostanzialmente la parte degli Stati Uniti d'America e la parte dell'Ucraina di Zelensky, ammesso che ormai dopo gli ultimi sviluppi si possa parlare di questo fronte come di un fronte solo, perché mi pare che gli Stati Uniti nei confronti di Zelensky, come nei confronti del resto di Israele e di Netanyahu, stiano prendendo le loro distanze. Quindi da una parte tutti i governati, tutti gli aventi in mano le possibilità e gli strumenti di organizzazione del consenso e quindi nella pratica gli strumenti di potere. Dall'altra parte quelli che non hanno veri e propri strumenti, o se ce li hanno sono molto artigianali, qualche volta addirittura autofinanziati, il che è quasi patetico, ma risponde alla maggioranza delle emissioni televisive o delle organizzazioni politiche che non fanno parte del circolo di governo, che è molto più ampio che non il governo tenuto dalle maggioranze e che praticamente comprende l'intero arco parlamentare, senza escludere nessun partito. Dall'altra parte ci sono quelli che non hanno voce. Ed è strano che fra i pareri di maggioranza e di governo, che sono filo ucraini e filo statunitensi, e le voci dissonanti di destra, di sinistra, di centro, cattoliche, laiche, eccetera, che invece non stanno dalla parte della Russia, anche se possono dare dei giudizi meno duri e meno trancianti, meno inequivocabili sul governo di Putin, che è il governo, i politologi di una volta avrebbero detto di democrazia autoritaria, per così dire, se si vuole alla Salazar, che non sono qualificabili come dittature, a parte la scivolosità di questi termini e dei confini fra una democrazia autoritaria, una dittatura e una tirannia. Vedo che anche personaggi politicamente fini, come l'amico Ernesto Galli della Loggia, parla tranquillamente di autocrazia quando parla di Putin. Ora, autocrazia è un termine che ha uno statuto storico, culturale molto preciso e che non si può applicare a sistemi di governo
del XXI secolo praticamente in tutto il mondo, escluso forse, ora mi sfugge, qualche monarchia africana o west asiatica, nemmeno i sistemi, tra virgolette, dittatoriali, le dittature militari per esempio, che sono molte, specialmente in certi piccoli paesi, ma non se ne parla perché siccome sono messi su dagli Stati Uniti d'America si preferisce parlarne come di democrazie. Però tutte queste cose non sono autocrazia, l'autocrazia era un'altra cosa, l'autocrazia è qualcosa che è stato codificato fino dal diritto giustinianeo, dall'impero bizantino, dall'impero cinese. Siamo fuori strada, e siamo fuori strada perché qualcuno, molti, è interessato a non far luce sulle categorie mentali dei governati. Si preferisce che i governati restino nell'ignoranza, nell'approssimazione, che ricevano false notizie o notizie vere ma in parte decurtate nella loro sostanza e in parte mal interpretate, e tutto questo configura un totalitarismo, cioè una situazione di governo nel quale chi detiene le leve del potere le concentra tutte nelle sue mani, e questo è il totalitarismo. Mussolini, che non era a capo di un sistema totalitario, ma semmai di un sistema che al massimo si può definire autoritario consultivo, e i totalitarismi a suo tempo erano forse la Russia sovietica o il Terzo Reich, che non era certo il fascismo italiano. Però Mussolini, insieme col suo filosofo di fiducia, che negli anni 30 era Giovanni Gentile, questo faceva onore a Mussolini naturalmente, come poi abbia usato questo strumento è un altro discorso. A Mussolini ha teorizzato il totalitarismo, che forse gli sarebbe piaciuto attuare. C'erano organi di stampa di alta qualità, come per esempio la rivista Regime Fascista, che parlava continuamente del fascismo come un sistema autoritario, e lo si definiva con una frase lapidaria, apparentemente molto chiara, di Mussolini, che era un maestro nel nel coniare le definizioni formalmente ineccepibili, chiarissime, lapidarie, che in realtà non volevano dire quasi nulla. Mussolini dice del totalitarismo: tutto dentro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. E qui resta, è tutto chiaro. Basta definire il concetto di Stato, perché il concetto mussoliniano-gentiliano di Stato etico non arriva a coprire tutti gli spazi del lavoro che uno Stato mette in atto nei confronti del popolo che vi è inquadrato. Per esempio, uno Stato etico che richiami tutto a sé, come si comporta nei confronti della proprietà privata? Negli anni '80, durante il corporativismo, il fascismo aveva dato una risposta, che era quella della subordinazione degli interessi privati agli interessi pubblici. Non era chiaro nemmeno quello, ma si era sulla via di far chiarezza. Apparentemente poteva sembrare quasi perentorio. Nei 2 anni in cui Mussolini non conta più nulla, non ha nemmeno le forze di contare di più, ma appunto per questo può riflettere nei rari momenti della giornata che gli restano liberi da cure gravissime. Penso a Mussolini di Salò, che non è certo un Mussolini che lavora tranquillo nella villa di Gargnano, ma è un uomo che si sente braccato, che si sente marginalizzato, che si sente in pericolo anche personale di vita, e lo era. Questo Mussolini, quando scriveva, penso agli Elzeviri lunghissimi, e scriveva sul Corriere della Sera, era lucidissimo e parlava della gestione della proprietà privata in un sistema totalitario ideale, nel sistema fascista per esempio, in termini che, nonostante lui dicesse di no, somigliavano molto più al sistema sovietico russo
che non, per esempio, al sistema nazionalsocialista tedesco, che in realtà era caratterizzato da una buona organizzazione sindacale per quello che riguarda i diritti politici, economici, sociali dei lavoratori, ma che per il resto era una sorta di feudalizzazione del potere nelle mani di alcune razze. Il nazionalsocialismo è stato questo. Quindi bisognerebbe capire di che cosa si sta parlando. Se lei mi dice c'è una deriva totalitaria o un pericolo totalitario, nel senso c'è la possibilità che il sistema Orban, per esempio, dilaghi in tutta l'Europa ora che il sistema egemonizzato dall'Unione Europea lo stanno dichiarando tutti, ormai è fallimentare, ormai non ci si può più affidare a una cosa di questo genere, ci vorrebbe uno sbocco politico. Quale sarà lo sbocco politico? Una traduzione in termini politici della Unione Europea, ma questo le classi dirigenti europee chiaramente non lo vogliono. C'è l'Unione Europea, un'unione economica, un'unione finanziaria, un'unione tecnologica, gestita da un'elite che filtra accuratamente i membri del Parlamento europeo, che poi debbono fare le leggi e che sono diventati dei comitati d'affari, tanto è vero che sono gestiti dai cosiddetti CEO, il Chief Economic Officer o qualche cosa del genere. Il termine non è economic, CEO è executive, Chief Executive Officer. Cosa sono i Chief Executive Officer? Sono degli impiegati di altissimo rango, altissimamente pagati e specializzatissimi, degli impiegati di enti di subordinati, quindi di enti privati, di multinazionali, di lobbyist, che stanno all'interno del Parlamento europeo, che non sono deputati, ma che ufficialmente servono come organi consultivi dei deputati. Fuori di metafora e fuori dei denti, questo è un colossale sistema di corruzione di pubblico ufficiale, ammettendo che un deputato europeo si possa qualificare come un pubblico ufficiale, e su questo si dovrebbe discutere a livello giuridico, ma di questo io non mi intendo. Certo, questi deputati debbono andare in aula, proporre delle leggi, approvarle o respingerle, e per questo il Chief Executive Officer ha un suo portafoglio, ha una sua cartella, nel senso peggiorativo del termine, una borsa piena di soldi, anche se non sono moneta di quella che si può far sparire, non sono certo currency, sono moneta virtuale o quello che vuole, ma questi sono pagati per corrompere il Parlamento europeo, e il Parlamento europeo si lascia tranquillamente corrompere, perché è fatto di partiti che in realtà non sono tali, che non rispecchiano la volontà dei loro elettori, anche se i loro elettori formalmente hanno contribuito attraverso il rito elettorale, eccetera, a mandarli lì, però non erano stati designati da nessuno che non fosse una piccola lobby che li ha scelti accuratamente e poi li ha sistemati collegio per collegio, e fanno quello che i loro padroni vogliono che facciano. I loro padroni sono le lobby internazionali, sono i signori che si riuniscono a Davos, non sono nemmeno a questo punto il governo degli Stati Uniti. Io oserei dire, e non amo particolarmente i governi degli Stati Uniti, magari fossero i governi che dominano queste situazioni, non sono i governi, sono i parlamenti ufficiosi delle lobbies che si riuniscano a Davos o a Singapore o dove vogliono loro, a Vancouver, facciano loro, non è importante, ma questi sono quelli che dominano la politica, la produzione e quindi fatalmente anche la cultura occidentale e mondiale, che ci stanno portando, e quindi le statistiche sono chiare, verso una situazione
di sempre maggior proletarizzazione dei ceti subalterni, di sempre minore ma più energica concentrazione del potere, cioè i centri di gestione del potere diminuiscono, però diventano molto più potenti, e di sparizione dei ceti medi, cioè di quei ceti che anche nell'Italia fascista, anche nella Germania nazionalsocialista, anche nella Russia che si diceva proletaria, ma erano i ceti medi che praticamente costituivano il nervo della realtà politica e della produzione dei loro rispettivi paesi, e questo valeva per i sistemi totalitari del mondo fra le due guerre, ma valeva a maggior ragione per i sistemi di tipo liberal-democratico. Quindi noi in questo momento siamo minacciati da un sistema totalitario. Io arriverei a dire siamo minacciati da una tirannia. Certo, però se queste cose io le vado a dire, o le dico in televisione, o le dico su qualche giornale, oggi tutti capiscono che io mi sto rivolgendo, che io mi sto riferendo a Putin o a Xi Jinping o agli ayatollah iraniani. Mai Cuba non conta più nulla nella costellazione malvagia del potere negativo, no? Cuba è sparita dopo Fidel Castro, però il terzetto Cina, Russia, Iran è quello che viene preso più di mira, è quello contro il quale si fa la guerra. Guarda caso, fuori dai limiti di chi la fa questa guerra, fuori dagli Stati Uniti d'America, fuori dall'Unione, dal Regno Unito, dall'Inghilterra, che è sempre molto accuratamente una spalla del potere americano. Tutte queste guerre non si fanno lì, si fanno nel Mediterraneo, si fanno nel Vicino Oriente, si fanno nell'area euroasiatica, cioè nella fascia di confine fra il continente europeo e il continente asiatico, quindi largamente a spese della Russia, la quale Russia non è affatto, contrariamente a quello che si sta dicendo su molti giornali, su molti nostri mass media, una realtà che minaccia l'Occidente. Ma quando mai? Ma con quali forze? A parte le forze nucleari, ma quelle ce le hanno tutte. Lo so anch'io che con le forze nucleari si può minacciare anche da molto lontano, ma qui la ex Unione Sovietica, quel che resta l'Unione Sovietica, la Russia, non è certo la prima potenza nucleare del mondo, non è certo quella che può minacciare tutto il mondo. Cioè, sono almeno gli Stati Uniti d'America e la Cina che sono molto più potenti, ma in generale si pensa alla Russia e si dice che la Russia costituisce un pericolo, per esempio, per l'Europa. Io vorrei che chi mi dice tutto questo, e vedo che molti me lo dicono, specificasse in che cosa consiste questo pericolo, in quali confini, in quali forze d'urto militare e in quali metodologie politiche. Io vedo un fenomeno macroscopico che la gente finge di non vedere, sarà forse perché vale per la politica mondiale quello che vale per le leggi dell'ottica in generale. Una formica può vedere un essere umano, ma non è assolutamente capace di capire fino a che punto le dimensioni di quell'essere umano che lei sta vedendo in tutto o in parte sono stratosfericamente più potenti e più grandi di lei. Così noi guardiamo alla Russia come a una potenza che potrebbe minacciarci. Io però, con la mia visuale molto modesta da formica, constato che negli ultimi 30 anni, nonostante le assicurazioni date già addirittura a Gorbaciov negli anni 90, l'organo formalmente di difesa, in pratica, lo sappiamo bene, l'organo di offesa attiva, l'organo di strategicamente e tatticamente potente che è la NATO, è passato
passata dal centro dell'Europa, dove la linea fra la NATO e il patto di Varsavia era ancora lì negli anni 90, alla periferia estrema dell'Europa e al confine con l'Asia. Ormai la NATO è in Finlandia, ormai la NATO è in Polonia, ormai la NATO è in Estonia e in Lituania, il che vuol dire che in 30 anni la NATO si è mangiata mezza Europa e sta cominciando ad attaccare l'Asia. Nel frattempo ci sono forze, per carità, di interposizione, di pace, tutto quello che vuole, che non agiscono solo in Israele e Palestina, ma che agiscono in Libano, che agiscono in Siria, che agiscono in Iraq. Ci siamo recentissimamente scandalizzati per 3 soldati americani ammazzati in Siria, e si è detto che questa è la prova che esiste naturalmente un terrorismo che appoggia la Siria e quindi appoggia tutte le forze del cosiddetto BRICS, o le forze del male, come dice qualche giornale italiano. Questa espressione l'ho riletta di recente anche sul Foglio, per esempio. Però si tace che quei 3 soldati americani appartenevano alla base di Al-Tanf, che è la base americana che contro tutte le normative di diritto internazionale controlla l'autostrada fra Beirut, Damasco e Baghdad. Questo non lo si dice e si dovrebbe spiegare perché ci sono punti di blocco americani su un'autostrada fra Damasco e Baghdad, mentre non mi risulta che ci siano punti di blocco cinesi o russi e tantomeno siriani sull'autostrada, che so io, tra Las Vegas e Washington. E all'uomo della strada che fa questi ragionamenti strampalati, e a lui bisogna rispondergli pur qualche cosa. Comproviamo che questo è un ragionamento strampalato, diciamogli che è giusto, sacrosanto, e che va nella normativa internazionale che gli americani abbiano le loro truppe e le truppe dei loro ausiliari, anche gli italiani naturalmente, sempre interposizione pacifica, naturalmente, ci mancherebbe, ma ce l'hanno in Libano, ce l'hanno in Siria, ce l'hanno in Iraq. Lasciamo perdere cosa hanno in Corea del Sud o cosa hanno a Taiwan, di tutto questo non si parla mai. E evidentemente allora la nostra visuale non è una visuale condizionata da fake news, ma è molto peggio, è una visuale che ha una miopia che rasenta la cecità, e tutte queste cose andrebbero dette, e non si dicono ci vuole un coraggio particolare per dire queste cose, ma io direi proprio di no. Bisogna leggere qualche quotidiano, guardare con attenzione qualche telegiornale, anche se, anzi soprattutto perché bisogna filtrare attentamente le notizie che ci dà e partire dal principio che non ci si deve fidare, non che sono notizie diffuse dal nemico, per carità. Io non ritengo di avere nessun nemico al mondo. Come cittadino italiano mi limito a osservare che i nemici che mi propone il mio governo non mi convincono del tutto come nemici, e soprattutto gli amici che mi propone il mio governo non mi persuadono del tutto come amici, ma punto e basta. Io non posso andare più in là, io sono vecchio signore pensionato che ha fatto sempre il funzionario statale, sia come ufficiale dell'esercito sia come professore universitario. La mia vita è tutta una vita dedita, mi pare onestamente, al pubblico interesse italiano, per quello che ho potuto fare, e come tale, grazie a Dio, questo essere un dipendente del pubblico in un regime come quello, un sistema come quello italiano, mi consente di avere una libertà che, per esempio, il dottor Molinari, che è una persona molto più potente e giustamente molto meglio pagata di me, che fa il direttore di Repubblica, questa libertà, e lo dico senza polemica, e lo dico dispiacendomi per me, è una persona di valore, lui questa libertà non ce l'ha, e che ne dica, lui è costretto a dipendere da un editore, e questo editore a sua volta è, non dico nemmeno costretto, ma appartiene a una lobby di potere
che poi ha la sua filiera che arriva fino a Davos, arriva fino a New York, arriva fino ai centri di potere veri e propri. Ora, questa realtà direi che è un pochino sotto gli occhi di tutti. Allora, se il regime di Putin è un regime dittatoriale, come si ama dire, addirittura ormai siamo passati al peggiorativo, un regime tirannico, sì, questo regime tirannico continua a essere un pochino da operetta, un pochino macabra operetta, magari se si vuole, visto ogni tanto si scappa il morto, un pochino patetico rispetto alle masse di potere, di denaro, sia pure virtuale, anche perché l'altro tipo di denaro sta scomparendo e questo non è un fenomeno da poco, o al potere nucleare che hanno evidentemente gli altri, che sono, ripeto, sono più i signori di Davos che non i governi di Washington o di Londra, e meno il governo di Gerusalemme, che ha nelle mani non solo un sistema nucleare relativamente piccolo ma molto efficiente, ma soprattutto il governo di Gerusalemme ha nelle mani una bomba atomica spirituale ed etica, che è la memoria della Shoah, che è rimasto l'unico parametro etico che funziona e quindi può essere usato anche come deterrenza in tutto l'Occidente. Non a caso, se io critico Netanyahu, se io critico l'assedio di Gaza, se io critico qualunque scelta come quella di Israele che riempie la Palestina di coloni, anche se lo fa contro il diritto internazionale, mi si chiede subito, magari mi si chiede con molta gentilezza, perché in fondo appunto sono un vecchio signore, ho insegnato all'università e non lo si può liquidare magari con una parola, con una frase volgare. Allora gli si chiede come mai lui ritiene che Hitler avesse le ragioni, per come mai lui è un negatore della Shoah, ed è inutile ribadire che la Shoah non c'entra nulla con questi problemi, che le povere vittime del nazionalsocialismo non hanno nessuna responsabilità del massacro di Gaza, ma il massacro di Gaza, ormai 30.000 persone, forse oltre, sta sulle spalle di persone che continuamente sfruttano e detengono le leve per l'alibi, per manovrare l'alibi morale della Shoah per fare il loro gioco politico. E questo non lo dico io, lo dicono addirittura studiosi israeliani ed ebrei di grande livello come Pappe, come lo stesso Benjamin Kedar. Sono pareri che ogni tanto si incontrano anche sul quotidiano Haaretz, che è il quotidiano più grande di Israele, ma che ha una indipendenza di giudizio, indipendenza di giudizio che molti dei nostri quotidiani occidentali gli potrebbero tranquillamente invidiarsi. Questi sono i problemi effettivi. Poi, francamente io la ringrazio per la medaglia, non dico d'oro, facciamo di bronzo, e lei mi attribuisce al coraggio civile, ma mi sembra che ci sia bisogno, almeno per il momento, di un coraggio civile per denunziare queste cose. Non c'è bisogno di coraggio civile per dire che a fronte del coro sul supposto assassinio di Navalny, e ripeto, supposto, dimostrino che è un assassinio, e allora io toglierò l'aggettivo supposto dal mio vocabolario, almeno per la faccenda di Navalny. Però che si parli di Navalny di continuo e non si spenda una parola per Assange a livello di media che contano, di media governativi, io lo ritengo uno scandalo inenarrabile, assoluto, vergognoso, come ritengo vergognoso che si pianga giustamente sulla morte di Navalny e si taccia sui 30.000 morti di Gaza, e adesso poi ora ci sono anche quelli di Rafah,
oppure si dica vabbè, ma allora bisogna ritornare alla Shoah che dovrebbe spiegare tutto questo. No, la Shoah non spiega proprio nulla. Professore, io sono veramente colpito dalla sua analisi Ma e, non è un'analisi, sono quattro chiacchiere messe insieme. intanto mi ha fatto piacere che ha citato De Benoit e Chomsky che ho conosciuto e che abbiamo parlato anche di questi argomenti. Non è colpa mia se ormai io non lo so se De Benoit è un nazista, come dicono, o non Chomsky è un comunista pazzo, come sostengono. Io so che dicono delle cose sensate, che mi convincono, che io cerco di comprovare per quelle poche conoscenze, letture che ho, eccetera, eccetera. Quando sento parlare di certi membri del governo italiano o anche certi membri dell'Unione Europea o del governo americano, il mio convincimento è a un livello molto, molto simile allo zero. Ecco, anche la signora von der Leyen quando parla veramente Ma ha ancora un senso parlare di bene comune o di un senso dell'appartenenza, o sono un po' termini vetusti quelli del bene comune, dell'identità dei popoli? Sono termini che, se vogliamo sopravvivere come genere umano, debbono tornare a essere termini pieni di significato. Bene comune vuol dire badare quel che è giusto, ma relativamente poco all'interesse personale privato, e avere come primo obiettivo l'interesse del bene comune. E questo vale se si è in famiglia, vale se si è in un condominio, vale se si è in un paese, vale se si è in qualunque livello della scala sociale. Quando per anni, anzi per decenni, si fa un lavoro anche culturale e intellettuale, volto a screditare tutto quello che è pubblico, dai poteri pubblici al bene pubblico praticamente, e a mettere sempre avanti gli interessi privati, che poi non sono mai gli interessi di ciascuno di noi, e gli interessi privati ce li hanno tutti, e questo potrebbe portare noi a concludere che in fondo è giusto, perché gli interessi privati non sono altro che la somma che poi in atto crea l'interesse pubblico. Ma questo non è vero, perché gli interessi privati vengono portati avanti a un livello tutt'altro che equamente distribuito da alcuni centri di potere che fanno in modo che questi interessi siano sempre più nelle mani di pochi. E questa è veramente una deprivazione del pubblico interesse e della pubblica dignità. Tutto questo direi che è sotto gli occhi di tutti. Noi continuiamo a dire ma noi in Occidente siamo liberi, ma siamo liberi di fare che cosa? Chiunque di noi può comprovare che nel nostro beatissimo mondo occidentale in teoria tutti sono liberi di fare qualcosa, in pratica un livello immediato decapita gran parte delle supposte libertà teoriche, perché se qualcuno di noi non ha i mezzi economici, finanziari per fare quello che legittimamente avrebbe diritto di fare, tipo potersi curare se è colpito da una malattia seria soprattutto, e questa la maggior parte della gente in Occidente non lo può più fare. A questo si accompagnano tutte le privazioni di libertà che si ricevono in maniera soft dall'essere continuamente emarginati da un sistema che comunica attraverso realtà anche virtuali, i computer, i sistemi informatico-telematici, che sono sempre più raffinati e che sono sempre gestiti da un numero minore di persone che li gestiscono con piena libertà e piena cognizione di causa, mentre gli altri, più che gestirli, li debbono subire. E allora questo è un ulteriore decurtamento delle libertà.
E allora cosa resta? La libertà di protestare? Sì, anche quella c'è fino a un certo punto. Quando si protesta in Russia e entra in mezzo la polizia russa, tutti siamo pronti a dichiarare che quella è una polizia di un paese totalitario, di un paese tirannico, ma le polizie occidentali non fanno mica molto di diverso. Recentemente sono stati presi tranquillamente a Roma a colpi di manganello, alla vecchia maniera dei reparti celeri della Prima Repubblica, persone che protestavano senz'altro, protestavano semplicemente contro la conduzione della guerra nel vicino Oriente da parte del governo israeliano, non degli israeliani, o come si usa dire degli ebrei in generale, no. Sì, questi protestavano contro il fatto che l'esercito, agli ordini dei generali che dipendono da Netanyahu, sta praticamente facendo un'operazione che è molto semplice, che è la soluzione finale del problema palestinese. Come? Uccidendo tutti i palestinesi? Ma Dio ce ne guardi! Ma nemmeno Hitler voleva uccidere tutti gli ebrei del mondo, anche se qualche volta forse lo ha anche dichiarato, ma si tratta di dichiarazioni retoriche. Quando si dice tutto il mondo si intende dire tutta la realtà politica che è in questo momento nelle mie mani. Se lei riguarda i protocolli di Wannsee del 42, si parla di organizzazioni in gruppi di lavoro, in gruppi di abitazione che siano controllati, che siano accuratamente isolati dal resto del mondo e via discorrendo. Si configura una situazione rispetto alla quale l'apartheid dei bei tempi sudafricani era un regime liberale, questo senz'altro, ma non si parla di soluzione finale come uccisione. Quando si dice che alla conferenza di Wannsee un uomo come il Reichsprotector di Boemia e Moravia, cioè il generale Heydrich, generale Gruppenführer della SS, proponeva la soluzione finale a livello mondiale di tutto il popolo ebraico, che lui lo volesse, l'auspicasse, l'avrebbe fatto volentieri, non lo so, non sono nella sua testa, posso anche pensare che sarebbe stato così, ma quello che lui disse, esprimendosi in buon tedesco, perché era un uomo colto, è Endliche Erlösung, e la parola Endliche Erlösung significa non soluzione finale, nel senso di farli fuori, significa una soluzione definitiva. Una soluzione definitiva del problema ebraico, che porti le comunità ebraiche a vivere all'interno del mondo come i nazionalsocialisti pensavano che avrebbero dovuto sopravvivere, cioè con un minimo di potere, con un minimo di autosufficienza, controllati e in qualche modo legati alla loro condizione di essere inferiori, ma non si parla nemmeno per un istante di uccisione. Quindi è inutile che in sede di confronto mi vengano a dire ma vi pare che gli israeliani vogliano uccidere tutti i palestinesi? E certo che non mi pare, e certo che penso che lo stesso Netanyahu non voglia questo. Ci si limita a volere quello che volevano i nazisti formalmente, nella sostanza non lo so, ma formalmente che volevano i nazisti nel 1942, che il mondo ebraico sia messo rispetto al mondo civile nel suo complesso nelle condizioni di non nuocere ulteriormente. E quello che si vuole è che Israele, auspicata nei patti d'Abramo con le potenze arabe con cui Israele si è messa in contatto, quindi con l'Arabia Saudita, con i vari sceicati o sultanati, e con il Qatar, eccetera, eccetera, è quella di una convivenza tra arabi e israeliani, lasciando perdere gli ebrei della diaspora, che sono un'altra cosa, tra arabi e israeliani insediati in Israele, che consenta a Israele
di dominare totalmente quell'area che essa ritiene necessaria al suo sviluppo. Netanyahu le ha fatte vedere, le ha fatte vedere un po' rapidamente, però le immagini le immagini dinamiche anche di una trasmissione televisiva si possono agevolmente trasformare in una serie di immagini statiche, e lì si vede bene, si vede Netanyahu che sciorina una bella carta geografica un po' generica, da cui però si vedono certe cose. Le ho viste io, che sono un osservatore in gran parte modestissimo, con dei mezzi artigianali che fanno ridere, ma con i miei mezzi ho visto abbastanza su quelle carte perché fosse evidente che lo Stato palestinese non c'era. Quindi lo Stato palestinese non c'è perché una parte del mondo politico israeliano, forse maggioritaria, non lo vuole, ma anche perché ormai i paesi arabi firmatari della pace di Abramo, del trattato di pace di Abramo, non lo vogliono nemmeno loro, non hanno interesse. Però nello stesso tempo il generale Al-Sisi, che è uno dei firmatari del patto della legge di Abramo, il generale Al-Sisi si rifiuta di ospitare in Egitto i profughi palestinesi attuali. Sì, si parla di asili temporanei, provvisori che sarebbero approntati nella penisola del Sinai. Chi l'ha vista la penisola del Sinai se l'immagina con quale livello di vivibilità. Si parla cioè di lager, e quanti resteranno e quanto a lungo in questi lager, che tipo di vita potranno fare in questi lager, ci saranno ospedali, ci saranno scuole in questi lager, o si finirà come è finito il campo di concentramento a cielo aperto di Gaza in tutti questi anni, perché è verissimo quello che sosteneva e sostiene il governo israeliano. A Gaza non c'è nemmeno, ora sì, perché c'è un attacco e quindi gli israeliani sono entrati a Gaza, ma prima del 7 ottobre non c'era un soldato israeliano entro Gaza. Ha perfettamente ragione Netanyahu, e hanno perfettamente ragione tutti quelli che ripetono l'affermazione di Netanyahu. Sì, però gli israeliani stavano fuori Gaza, immediatamente fuori Gaza, controllavano l'acqua, controllavano la luce, controllavano i passaggi, le merci, le persone, l'andare a Gaza e il tornare da Gaza, i passaggi fra Israele e questa entità palestinese che non è ancora statuale. E quindi che differenza c'è rispetto all'occupazione? Dal punto di vista del diritto internazionale ce n'è una enorme. Durante un'occupazione che magari è legittima, siamo in guerra, uno Stato occupa una città del paese nemico, legittimo, è un'azione di guerra, però lo Stato occupante assume la piena responsabilità sulla vita della città, sulla vita che lui fa fare alle persone occupate. Invece se non occupi nulla, ti limiti a negargli l'acqua, ti limiti a negargli la luce, ti limiti a negargli i beni di consumo, non hai fatto niente. E se questa è una legittimità, preferisco allora la illegittimità degli occupanti che occupano e si comportano da occupanti, cioè in maniera tutt'altro che corretta, come fanno quasi sempre tutti gli eserciti del mondo. E è davanti a queste aporie che cade l'opinione pubblica, la poca parte dell'opinione pubblica che si interessa di queste cose e che cerca disperatamente di orientarsi. In una situazione di questo genere tutto quello che si può fare è la denunzia instancabile e sistematica di queste contraddizioni. Professore, io sono veramente colpito e spero soprattutto che queste parole che fanno breccia, soprattutto su alcuni ottusi rimasti, vengano appunto aperti dalle sue parole, perché io condivido... Gli ottusi rimasti da decine di anni mi hanno dato del nazista, ultimamente si sono messi a darmi del comunista puciniano. Alla gente ottusa hai qualche speranza di poter
di potergli aprire gli occhi c'è gente ottusa in buona fede, ma gli ottusi in malafede non sono una fortezza inespugnabile, e io ho l'impressione che a livello attuale, per tutta una serie di motivi che sono da ricercare anche in cause profonde, l'Occidente si stia riempiendo di ottusi in malafede, che è il peggio del peggio. Però noi facciamo la cosa giusta, ha usato prima la parola giustizia, giusta, è una parola che è morale, etica, noi lo facciamo non per ottenere qualcosa, ma perché è giusto farlo, e questo è molto importante da dire, professore. Io sono cattolico, quindi tutte le sere prima di andare a dormire mi faccio l'esame di coscienza e cerco di vedere dove non ho fatto le cose giuste. Spesso constato di non aver fatto le cose che mi convenivano, e spesso constato che le cose che mi convenivano e le cose giuste fanno a pugni fra loro. Forse se stessi zitto avrei molti più spazi remunerati in televisione o sui giornali di quelli che ho, però questo andrebbe contro la mia coscienza. Cioè la coscienza e gli spazi remunerati, insomma. Professore, mi sta veramente commuovendo, mi sta veramente commuovendo. Io mi sento in sintonia con lei e voglio esprimerle una stima sovramisura, ecco. Grazie. No, non che la meriti, comunque mi fa piacere sentirmelo dire. Ecco. Grazie ancora di tutto. Io l'aggiorno anche sulle attività che faccio Grazie. E spero che le sue parole vengano ascoltate e facciano breccia. Vediamo. Ecco, grazie ancora, professor Franco. A presto. Grazie.